In letteratura all'Università di Basilea e a Houston hanno già fatto delle cose del genere basandosi su modelli prefatti, ma non mi risulta che in altri posti siano stati fatti a livello mondiale. C'è soddisfazione al Cafoncello di Treviso, soddisfazione per aver dato un futuro dignitoso ad un bambino nato con una grave malformazione facciale. Si tratta di una malformazione cranica che si chiama craniostenosi. Il risultato è una asimmetria completa cranio-facciale. Una nuova frontiera della chirurgia infantile è stata raggiunta dall'equipe del Cafoncello dopo una lunga preparazione e un intervento chirurgico durato 5 ore. In pratica quello che si fa è creare il modello tridimensionale in resina della malformazione, correggerla mediante questa metodica del mirroring e del morphing, che in pratica mi riproduce sulla parte sana, sulla parte malata e la parte sana, e poi studiarla, fare la chirurgia sul modello. Una volta fatta la chirurgia sul modello, riproporre tutto in sala operatoria. Ora il piccolo sta bene e soprattutto potrà svilupparsi come qualsiasi altro bambino della sua età. La modificazione del cranio permetterà la naturale crescita del cervello, scongiurando deficit cognitivi. Un intervento impensabile solo qualche anno fa, raggiunto grazie ad importanti tecnologie. È nella scia proprio dell'innovazione che l'azienda ha sempre spinto e ha sempre voluto nell'ambito della qualità, dell'eccellenza professionale. In questo caso anche del connubio con la chirurgia, tra chirurgia e l'informatica, quindi attraverso la chirurgia assistita dal computer. Innovazione ma anche attenzione e cura di casi davvero rari, ma che comunque la sanità trevigiana non ignora. Sono malattie rare, nel senso che la plagiocefalia ha un'incidenza di 1 su 10.000. Non è proprio particolarmente frequente. Le craniostenosi in generale sono una ogni 2002-2005 nati vivi.